Ladra e ubriaca, una 38enne italiana è stata individuata e fermata alla guida di un'autovettura di cui la proprietaria aveva denunciato la scomparsa. Dopo la richiesta di intervento, le volanti della questura di Belluno hanno avviato le ricerche attraverso i sistemi di lettura targhe presenti sul territorio provinciale, che hanno permesso di intercettare la macchina in località Lentiai. Nel corso degli accertamenti gli operatori hanno riscontrato nella conducente sintomi di ebbrezza alcolica. L'etilometro ha fatto registrare alla prima misurazione un tasso alcolemico pari a 1,44 grammi per litro, ma la donna ha rifiutato di sottoporsi alla seconda prova, come invece sarebbe stato previsto dalla normativa. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe impossessata delle chiavi del veicolo sottraendole dalla borsa dell'amica, utilizzandole poi per allontanarsi con l'autovettura. A coronamento di quanto fatto, la 38enne è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il furto della macchina e per guida in stato di alterazione alcolica.